Il meccanismo di queste ultime due proposte era, allora, con la nuova società le diamo la durata di 2 anni, in questi 2 anni pagheremo solo i fornitori più grossi, non pagheremo IRPEF, imposti, tributi, oneri previdenziali, non pagheremo l'IVA e di quello che guadagneremo, sono oneri che credo pesino, io non sono un economista, ma che pesino un 50% del fatturato, no? Con questi oneri li dividiamo, 1/3 a me, banda casalese, 2/3 a te, imprenditore. Anche questa proposta è stata accolta, non da tutti. Vi sto dando uno spettro. Finora abbiamo monitorato oltre un centinaio di vittime in 11 mesi di attività, perché siamo arrivati in tempo reale, in tempi stretti li abbiamo disarticolati. Però vi do uno spaccato di finora di oltre un centinaio di imprenditori. Non ve li do percentualmente, ma guardate che le vittime secche, quelli che hanno aderito solo al patto usurario, non sono la maggioranza. Ora, qui finisce l'addetto alla repressione, brutto termine, ma insomma noi questo siamo quelli che individuano degli autori di reato e li cercano di metterli in condizioni di non nuocere. Però come cittadino, come operatore del settore, mi resta questa situazione, questa amarezza. Ho detto a una persona offesa che stavo sentendo, ho detto: guardi, in America io la sentirei, anche in Italia per la verità, ma è una cosa molto lenta, lei in realtà dovrebbe essere in carcere, probabilmente condannato alla stessa pena che prenderanno i suoi aggressori, perché se in America qualcuno pensa di aderire a un patto per cui si frodano in primo luogo il fisco, perché la risposta alle vittime è: ma in fondo non pagavamo le tasse. Sì, ma lei si stupisce, però lei provi a pensare. Tempo fa non era mica un reato. Adesso io, questo non è. Però dico, quello che è deludente è una vittima che per carità è stata picchiata, massacrata di botte, però quello che quando gli si fa notare che stava aderendo a un patto criminale, per cui lui stesso si rendeva complice, comunque era stato attratto con una proposta illegale a cui aveva aderito. La risposta è: ma in fondo non pagavamo i contributi previdenziali, non pagavamo le tasse. Quindi quello che si nota è proprio la percezione che non pagare il proprio debito verso la collettività sia una cosa che si può accettare. Si pagano gli usurai, ma non si paga lo Stato. Quindi è evidente che, che bisogna fare un intervento radicale, bisogna far capire in maniera anche repressiva, per la verità, ma anche in maniera preventiva, che non è che lo Stato sia il creditore che si paga per ultimo, non è che lo Stato sia la persona che si può liberamente truffare, tanto comunque non succede niente. E questo è il punto. Io sto uscendo un po' dalla mafia, però il messaggio che rivolgerei a voi, perché tutto sommato la repressione della mafia la possiamo fare noi, ci sono delle cose che dovreste invece contribuire, ma sto parlando come mondo degli amministratori e dei politici. Però quello che è il fenomeno che vi volevo riversare è questo, di una regione che è forte quando le cose vanno bene, ma quando ci sono gelate economiche è una regione che dimostra tutta la sua fragilità. E l'altra considerazione che vi volevo lasciare è questa: tutta questa fetta, non sto parlando di tutto, ma insomma trovarne 100 nell'area Padova, Rovigo, Vicenza e Verona nell'arco di 11 mesi non sono pochi, perché non erano solo questa banda che abbiamo sradicato, che facevano usura, ce ne sono anche altri. Però insomma è un numero che comincia ad avere delle valenze statistiche. Trovare una fetta così ampia di imprenditoria in grossa difficoltà e che continua ad operare nonostante sia decotta, mi ha portato a constatare che i sistemi preventivi di rilevazione dell'efficienza, che ci aiutano a prevenire stati di malattia della nostra economia, forse non funzionano, cioè che ci siano un numero così elevato, questi sono solo quelli che sono rivolti alla mafia, altri insomma cercano di arrabattarsi in altre maniere, ma che ci siano così tanti operatori che sono in situazioni di decozione senza che nessuno di quelli che dovrebbero intervenire
li blocchi mi desta preoccupazione. Non è che debba intervenire uno super authority che controlla chi è in decozione, però guardate che un direttore di banca alla terza, quarta riba impagata, cioè bonifico impagato, al terzo, quarto assegno che va in protesto, che non sia una cosa casuale, qualche domanda se lo dovrebbe porre. I consulenti, i commercialisti che tengono la contabilità avrebbero sicuramente qualche obbligo di segnalazione. In buona sostanza, che ci siano imprese decotte che operano impunemente non è un insulto, però nel nostro tessuto economico crea dei grossi rischi di contagio, perché finché 1, 2, 10, 100 un discorso, quando è in una situazione di crisi è uno spezzone notevole, determina un effetto che è di propagazione stellare, cioè un crack, e voi lo sapete meglio di me, non perdiamoci frasi, ma ogni insolvenza determina a catena molte altre insolvenze. Se noi facciamo operare, se noi non blocchiamo queste forme di contagio, il nostro tessuto economico imprenditoriale forse ne risentirà, ne pagheremo. Io ho un nipote che fa il rappresentante di immobili e me lo ripete sempre, dice: cosa fate voi? Perché lui vive col terrore quotidiano di mettere il piede in un mobiliere che farà il crack, il bot. Quanta gente sta operando con questa angoscia di finire dentro un buco? E allora ci sono dei rilevatori che possiamo utilizzare per impedire di far continuare a operare imprenditori contaminati. È brutta la cosa, sembra una cosa da eliminare, però noi impediamo con sanzioni feroci alle persone ubriache o drogate a guidare le automobili, perché sappiamo che in quelle condizioni faranno disastri. Cosa stiamo facendo concretamente per impedire a persone che, continuando a operare, determineranno a catena altre insolvenze, che determineranno frodi allo Stato, che si diventeranno cartiere di false fatture? Queste cose forse ci sono gli strumenti, ma dovremmo cominciare, e questo magari potrebbe essere un tema di intervento, a occuparci di di quali controlli creare a livello regionale per quelle che sono le competenze della regione per rendere più tonica, per impedire queste forme di contagio e rendere più tonica la nostra economia. Vado in chiusura perché effettivamente ci sarebbero molte cose da dire. Se ho altri 3 minuti vorrei però dirvi un'altra cosa. Tutti questi interventi sono positivi e finalmente danno un'idea della possibilità di arrivare a qualche risultato. Però, come una volta alle nozze non si facevano solo che i fichi secchi, guardate che come amministratori del Veneto, e ve lo dico come Veneto e non in nome di un localismo di una venititudine fine a se stessa, ma in nome di un localismo. Voi siete amministratori veneti, io ho fatto 7 anni in Sicilia, sono veneto, sono tornato qua e faccio il magistrato nel Veneto. Guardate che uno dei temi da affrontare è anche quante risorse possiamo investire nella repressione e nella prevenzione. Per quanto riguarda la repressione, forse altri prima di me l'hanno detto, se la Presidente della Corte d'Appello che lo dice da una vita. Io faccio parte del Consiglio giudiziario e ho dovuto acquisire un'ottica che non è solo quella della Procura di Venezia, che già è disperante, ma è quella dell'intero distretto. Contenere questi fenomeni criminali, visto che lo sport è qualsiasi cosa non va, si dice beh è un reato, se ne occupano i magistrati, e sembra che quasi facendo così tutto quanto va a posto. I magistrati sono sempre gli stessi, le forze di polizia sono sempre le stesse, anzi i mezzi che hanno sono sempre minori. Fare una seria attività di contrasto e di pulizia e di potatura, diciamo, delle escrescenze criminali di una regione richiede di investire delle risorse. Sono tempi magri per tutti, però la verità è che noi siamo arrivati al di sotto della soglia di sussistenza. Allora, ve lo dico con franchezza, senza che questa sia senza nessuna connotazione ideologica.